Ma no, il linguaggio poetico è pieno di retorica, tutti questi paroloni, amore, cuore, dolore, patate. Come patate? Sì, che ci dobbiamo fare con tutte queste patate? Lesse, patate, lesse. Che tristezza. È anche triste. Vuoi mettere la libertà e la fantasia della matematica? La fantasia, la matematica, C'ha delle parole pigreno, senti qua, 3, 14, senti qua, parole insipide, indigeste. È così. Diciamo la verità, la letteratura è popolare, è democratica, arriva a tutti. Invece la matematica è d'élite, è un'oligarchia, una dittatura. Ma non le devi dire queste cose, ti bacchetto col prezzemolo. Sì. Allora, la matematica è per tutti. Cosa diceva Galileo? Eppur si muove. Cosa? Che è? Chi? Ah, la terra, no? Dice la piura, eppur si muove. Ancora quella storia lì, ma quella è letteratura, leggenda, siamo al confine col gossip. La grande cosa che diceva Galileo era un'altra, e cioè che l'universo è un grande libro aperto sotto gli occhi di tutti, solo che per poterlo leggere bisogna conoscere la lingua in cui è scritto. E questa lingua è? L'italiano. La matematica. La matematica italiana. La matematica universale, dappertutto, numeri, proporzioni, triangoli, cioè... Questi manoni, che fammi capire bene, no? Secondo te... Che fai, ridi? No, questo è uno spasmo nervoso, Secondo te, no, se ho capito bene... Cioè, la matematica per te sarebbe dappertutto. Certo. Che ne so, anche qui, in cucina. Esattamente, per usare una metafora consona al luogo in cui ci troviamo, diciamo che la matematica è come il tuo prezzemolo, che me lo metti un po' dappertutto. Sì, solo che il mio prezzemolo si sente e bene. La matematica non la sento mia, sai. Si sarà nascosta, perché a volte lo fa, La chiamo? Matematica? Com'è che la chiami? Dammi un nome un po' più... Matesis. Meglio mezzo, più secco. Mezzo, zizza qua, bella, vieni. Non vieni al fischio. Mi è abituata. Mezzo, vieni, balla, vieni. Do la scodellina di latte. Hai finito? No. Allora, dimmi una cosa. Qual è la tua ricetta preferita? Qual è? La frittata di riso dei picchi. Scusami, questa sarà la ricetta preferita di Picchi. Sì. Ma chi è stato il primo a copiarla al Picchi? Sì. E che fai Picchi se scopre che gli hai copiato la ricetta della frittata di riso? Ti picchia. E chi va a dire al Picchi di picchiarmi perché gli ho copiato la frittata di riso? Gli amici di Picchi. E io li picchio. Vabbè, ascolta, picchio o non picchio? No, io picchio. Ma picchia ti pare, però ascoltami, mi dici com'è fatta sta ricetta? È lì, scrostati, eccola. 2 etti di riso, mezzo litro d'acqua, mezzo litro di latte, 1 etto di burro. Lo so, i Picchi ce ne mette 2, ma lui la grassa, che gli devo fare? 3 etti di formaggio, mezza noce moscata, 8 uova e un zinzinnino di pepe. Va bene, allora, 3, un mezzo, bravo. 2. Cosa sono questi? Cosa sono? Ingredienti. No, questi sono numeri, proporzioni, triangoli, ma dappertutto, attento! Anche in cucina, dappertutto la matematica, Allora, diamoci una calmata, Allora, chiariamo subito le cose, perché sennò... Allora, la cucina è il mio regno. Io qui creo, tu consumi, senti su che livelli siamo. Allora, siccome io qui invento, siccome io qui sono il principe del cipollotto, il re del rollè, Sua Maestà del soffritto, io so qui quello che c'è e quello che non c'è. La matematica non c'è, va bene? Chiuso. Non fine, non c'è, fine. Allora dimmi una cosina, guarda, dimmi una cosina. Cosa esce dal rubinetto? E cosa esce? Acqua esce. No, esce parecchia ma parecchia matematica. Porca miseria, che si deve chiamare un idraulico? Ma no, ma lascia perdere l'idraulico e seguimi. Lo vedi che quando l'acqua esce dal rubinetto, il getto ha la larghezza della cannella e poi mano a mano che scende si restringe? Allora? E allora dove sarà andata tutta l'acqua? Che ne so, sarà evaporata, ne so. Evaporata? In un secondo, cos'è? Un miracolo? D'altronde se qui, è più stretto, vorrà dire che passa meno acqua, non è che ci vuole... Sbagliato, ma vabbè, ora non ti mettere, non ti avvilire, non fare quel visuccio, tutto... Non me ne frega niente, non è che... Allora, anche perché prima di te sbagliarono fior di scienziati fino al 500, Fu solo nel 600 un allievo di Galileo Galilei, Benedetto Caselli, che capì che la sezione del getto non era l'unico parametro da tenere in considerazione. Ah no? No. E che altro ci voleva? Sentiamo. Diciamo così, se lo spiego con un esempio pratico così magari lo capisci? Vai, se ti scappa, fallo.
Allora, diciamo che un determinato numero di persone debbano passare in una serie di corridoi a mano più piccoli. Sì. Diciamo che il primo corridoio è molto grande e in un minuto ci passano... Mettiamo 50 persone. 50 persone. Buona! Bravo. Salutami gli altri 49, sempre, Allora, se il secondo corridoio è largo la metà del primo, quanta gente ci passerà in un minuto? La metà, 25. Bravo. E non c'è modo di farne passare di più? No. A meno che? A meno che non abbiano un tic nervoso, cioè in quel caso l'esaurimento facilita, no? A meno che? A meno che non vadano di corsa. A meno che non vadano più veloce. È questa l'intuizione di Castelli. Non bisogna tener conto solo della larghezza, ma anche della velocità. Allora sono anch'io un Castelli. Sì. Una fortezza, un maniero, qualcosa. Ora non ti montare la testa e seguimi. Se il terzo corridoio è largo un quinto rispetto al primo, quanto dovrà essere la velocità di tutta questa gente per passare in un minuto? Dunque un quinto dovrà essere una velocità tarantolata, tipo... Che tarantolata? Deve essere... mi metti fretta, dovrà essere 5 volte, no? Se è un quinto, 5 volte, altro che maniera e fortezza. Te al massimo sei un monolocale neanche arredato. Buttalo via di questi tempi, che scherzi. Allora, qual è la regola dei Castelli? Che la velocità deve essere inversamente proporzionale alla larghezza dei corridoi. E questo vale anche per l'acqua. Questo vale anche per l'acqua. Certo, solo che è la larghezza che è inversamente proporzionale alla velocità. Hai capito? L'acqua, mano a mano che scende, subisce l'accelerazione datagli dalla forza di gravità. E mano a mano si restringe. Si restringe. No, spiegata così la matematica è bellina, Ecco, secondo me i professori a scuola così dovrebbero spiegarla. Col fischio? Col fischio. Dice, quanto fa 3 per 2? Capito? Il ragazzo, se mi è distratto, mi si abitua al sonoro, capito? Tipo alunno da caccia mi diventa. Alunno da tartufo. Bravo. Così, ragazzi, che si riporta dietro il lapis. Lapis, tutto, capito? Ma perché questa è una versione qualitativa della matematica, cioè ti spiega la qualità del concetto. Ecco. Però prima o dopo bisogna comunque passare alla versione quantitativa. Come si fa? Bisogna fare 2 conticini. Vabbè. Passami le patate, vai. No, ma non ti preoccupare, sono conti semplici. Sì. Sono veramente facili. Ti ricordi quelli che facevamo all'elementare? Siccome me ne ricordo bene, passami le patate, vai. Sono conti di una facilità imbarazzante, di una moltiplicazione, una divisione. Mi passi le patate? Ma lo sai che sei veramente un pusillanime? Te sei proprio un maniaco, Ho capito.